Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi. Oggi parliamo di libri e vi presento subito l'ospite con me in studio, Marco Gottardi, giornalista, scrittore, ma anche molto altro, ne parleremo. Grazie Marco per essere qui con noi. Grazie a voi. E parliamo soprattutto del Testamento, il suo secondo romanzo, ma insomma un'attività che non è solo quella di scrittore. Vi faccio vedere in favore di telecamera la copertina. Un romanzo edito da CSA, una casa editrice pugliese. Allora Marco, si tratta del tuo secondo romanzo, la storia di Lorenzo, un ragazzo che si trasferisce a Venezia e qui inizia insomma a studiare, ha un sogno, quello di fare lo scrittore, riesce anche a lavorare, ad entrare con un contratto in una casa editrice, ma poi insomma viene travolto in qualche modo dagli eventi della vita. Giusta come narrazione? Certo, c'è un suo percorso che è, potremmo dire, paradossale, nel senso che mentre la sua vita concreta, reale, acquisisce tutti quei successi ai quali lui aveva sperato da ragazzo, da giovane, al contempo il suo percorso invece esistenziale interno sarà aggravato da una serie di eventi, alcuni tragici come la morte del padre, altri apparentemente più futili come certe letture che gli passa l'amico Gabriel, che è un cinico che coltiva la sua anima con delle letture abbastanza forti, per così dire. Al contempo questo suo percorso esistenziale lo porterà invece sempre più in basso, quindi qualcuno ha parlato di questo libro come di una piramide rovesciata, di un cadere. Ecco, a me ha fatto venire in mente un po' la caduta di Lucifero, quindi da angelo a demone, quindi da persona, il protagonista, da persona piena di valori, pura e semplice, arriva poi in questa sua vita veneziana a farsi travolgere da questa serie di eventi per finire, diciamo, per diventare uno spettatore, ecco, della sua stessa catastrofe. È iniziata anche l'attività di promozione, quindi tante e affollate per fortuna presentazioni, abbiamo letto anche qualche tua intervista e mi ha sorpreso anche una definizione, no? Si tratta quasi in qualche modo di un romanzo antiformazione, ma cosa vuol dire? Esattamente questo, il paradosso della piramide rovesciata è questo, cioè è un romanzo di antiformazione perché come parafrasando quella parte di esergo che c'è in anticipo della terza parte di Cioran, che dice non vi è iniziazione al nulla se non al ridicolo di essere vivi, quindi tutta l'esperienza che Lorenzo matura negli anni, da quando si iscrive all'Università di Venezia fino a quando arriva a 27 anni a lavorare per questa casa editrice, è un'esperienza che non gli vale nulla dal punto di vista esistenziale e personale, ma anzi che al contrario ne decreta la rovina. Quindi in questo senso di antiformazione non è un romanzo classico di formazione in cui il personaggio evolve verso lidi migliori. Penso alle Confessioni di Sant'Agostino, visto che questo libro è anche in parte una confessione in prima persona. Lì si ha un percorso dall'errore alla consacrazione, dal male al bene. Qui il percorso è inverso, è dal bene al male, quindi dai valori al disvalori, alla perdita di coscienza, di identità, e quindi è in questo senso un romanzo di antiformazione, la caduta, come avevamo detto prima. Quando qualcuno scrive un romanzo c'è sempre qualche elemento autobiografico, in questo caso? Beh, tutta la letteratura potrebbe essere vista come una sorta di autobiografia generale, perché conoscersi poi è spesso anche scrivere anche un modo di conoscersi. E qui devo dire che le cose più autobiografiche sono a livello superficiale, ovvero Venezia, perché è la città in cui ho studiato anch'io, e in Lorenzo non mi rivedo. Forse sono stato Lorenzo in un passato, ma ora di certo non coincido con Lorenzo, con il protagonista, e la maggior parte delle cose scritte lì dentro sono finzione, ma del resto tutta la letteratura è finzione, a meno che non si tratti di romanzo storico. Quindi più che altro la cosa più autobiografica potrebbe essere apparentemente lo stile che c'è nel romanzo, perché io sono sempre stato uno molto fedele a uno stile molto ricercato, essendo nato come poeta, diciamo, avendo pubblicato più che altro poesie all'inizio, e quindi
lo stile come specchio di me stesso, ecco, forse lì c'è la vera autobiografia, non nella trama o nei personaggi. O forse sicuramente la passione che ha Lorenzo per la scrittura, quello, e il sogno anche di lavorare, insomma, in mezzo ai libri. Certo, quello l'avevo dato quasi per scontato, quindi non ci ho nemmeno pensato, però sì, la sua attività, il suo percorso di studi e il lavoro che farà è quello che ho fatto e sto facendo io, quindi sì. Testamento è il tuo secondo romanzo, hai all'attivo però altre pubblicazioni, soprattutto raccolti di poesia che hanno fatto anche incetta di numerosi premi, ma è più difficile fare il poeta, lo scrittore, e a questo punto ti dico anche o il giornalista, che è quello che poi stai facendo in questo momento? Beh, pensando all'esperienza recente, soprattutto ai 4 anni e mezzo di lavoro che ci sono voluti per finire Testamento, ti direi sicuramente che è più difficile fare lo scrittore. Il poeta può lavorare anche in 2 minuti e buttare giù una poesia, accumulare dei pezzi e fare una raccolta. E un romanzo richiede anche dello sforzo fisico che non avrei pensato, dello sforzo intellettuale naturalmente, per coordinare la trama, i personaggi. Quando si va avanti con il testo bisogna ricordarsi di cosa si è scritto prima per non contraddirsi, quindi è un continuo stare sul pezzo, e soprattutto richiede un'attenzione ai particolari che per un romanzo ben fatto deve essere altissima, quindi il giornalista mi viene abbastanza facile, però. Senti, in Italia purtroppo, insomma, si scrive, per fortuna si scrive tanto, ma purtroppo si legge pochissimo. Qualcuno dice in modo anche provocatorio che ci sono più scrittori che lettori. Sì, condividi questa sì, analisi? Condivido, purtroppo un buon scrittore deve per forza essere un buon lettore. Molto spesso si riscontra che gli scrittori leggono poco o leggono male, e questo è un grave male, perché la letteratura è fatta di letteratura e una persona che scrive deve essere una persona che legge molto, altrimenti non hai gli strumenti del mestiere per fare bene il tuo lavoro. Nel tuo modo di scrivere, sia nel tuo modo di scrivere le poesie che nel scrivere diciamo prosa, romanzi, hai qualche punto di riferimento, magari qualche autore che insomma in modo particolare ti piace? Beh, i riferimenti ai modelli sono abbastanza cambiati per quanto mi riguarda negli ultimi anni, nel senso che ovviamente quando scrivevo poesia leggevo molta poesia, e sono un dantista nato, quindi rimarrò sempre un dantista, e poi ero innamorato dei cosiddetti poeti maledetti, quindi Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Da quando ho iniziato, adesso scrivo esclusivamente romanzi, lì ovviamente i modelli di riferimento sono cambiati. Ultimamente sono stato letteralmente folgorato da Faulkner e da alcuni sudamericani come Cortázar e Onetti, che hanno una fisicità e un calore nella prosa che sono davvero unici e non riscontrabili secondo me in altri europei. Citerei anche Nabokov e Wilde, che insomma, ecco, come eleganza di scrittura forse loro sono tra i miei modelli più vicini, ecco. Ora scrivi solo romanzi, basta con le poesie, per quale motivo? Perché ho capito che, detta in soldoni, non è necessario andare a capo per fare poesia. Si può fare poesia anche in prosa, si possono toccare certe corde anche con un romanzo, e il riscontro che sto avendo è proprio questo, perché i primi che hanno già letto questo libro mi hanno detto: tu Marco mi hai fatto commuovere. E quando leggevo dei pezzi ancora in fase di stesura, di perfezionamento dal mio quadernetto, quando alzavo gli occhi, finivo di leggere questo pezzo, vedevo la gente con gli occhi lucidi, quindi è la conferma che può bastare la prosa, diciamo, per far poesia. Marco, ora pubblicare è sicuramente più facile che in passato, uno si può addirittura autopubblicare un libro, no? Ho una statistica di qualche anno fa, in Veneto sono almeno 6-7 libri che ogni giorno le varie case editrici buttano in libreria. Lei lavora anche in una casa, tu lavori anche in una casa editrice, ma quando leggendo si capisce che un libro vale? È una tecnica che ricorre anche nei miei modi di acquistare i libri. Si entra in libreria, si leggono le prime 3-4 righe, e se un autore non ti colpisce in quelle prime 3, 4, 5 righe, difficilmente lo farà nelle 600 pagine che rimangono. Quindi questo è anche un consiglio per gli scrittori: l'incipit è importantissimo. Se non le prime 5 righe, almeno la prima pagina ci deve essere un elemento che ti colpisce dentro, che poi può essere soggettivo, per carità, può variare da persona a persona, però
deve essere subito immediata la forza dello scrittore e la competenza anche dello scrittore. Cambiamo leggermente argomento. Tu nel 2012, ormai sono passati 6-7 anni, avevi fondato anche un movimento artistico letterario, Esatto. no? I Folli. Che cosa rimane di quel movimento adesso? Beh, con alcuni di queste persone stiamo ancora collaborando, come ad esempio con lo scultore e pittore Mario Tavernaro, con il quale facciamo spesso delle cose assieme, con la presentazione dei miei libri e l'esposizione delle sue opere. È una cosa che era nata perché mi ero reso conto che storicamente, guardando al passato, le cose che hanno poi lasciato il segno, a parte i grandi geni, i grandi talenti, sono sempre stati i movimenti, le correnti, e constatando anche il fatto che molto spesso le presentazioni dei libri, non alle mie per fortuna, ma magari qualcuno si annoia, allora l'idea di mettere insieme fotografi, scultori, pittori, scrittori è nata con la volontà di creare un qualcosa di più variegato, quindi anche di attirare più pubblico e possibilmente, attraverso un'idea di arte condivisa, di lasciare il segno. Progetti nel cassetto, adesso sicuramente insomma un po' di mesi per girare provincia Adesso- di Treviso, speriamo anche il Veneto e l'Italia con Testamento, con questo tuo ultimo romanzo, ma insomma progetti futuri? Adesso ci sono nell'immediato, è partito il tour a Treviso, quindi il 30 di gennaio saremo al Dump di Treviso, poi alla Feltrinelli di Mestre, Padova, di nuovo a Treviso, ma sto già lavorando ad altri 2 romanzi, ho altre 2 idee alle quali sto lavorando contemporaneamente per il momento, perché mi attraggono allo stesso modo, quindi non so bene quale scegliere tra le 2, va un po' in base all'ispirazione, e quindi si continua sulla strada ormai tracciata del romanzo, assolutamente. Romanzo in prima persona, peraltro riprendendo un filone che c'è all'interno di Testamento, che è quello scritto appunto in prima persona. Tu dicevi, per capire se un libro ci può piacere basta leggere le prime 3 righe, io aggiungo anche che un libro insomma è la vetrina di un negozio, quindi il titolo sicuramente e la foto di copertina, no? Questa è la copertina di Testamento, l'idea di questa foto com'è nata? All'interno del libro si parla di Hopper, di questo pittore che dicevano sapesse dipingere il silenzio, e quindi in copertina, perché no, un quadro di Hopper. Peraltro in Ottambuli, un quadro in cui c'è della gente che passa il suo tempo al bar, quando all'interno del romanzo effettivamente moltissime scene si svolgono all'interno di un bar, di questo bar gestito da Gabriel, nel quale il protagonista si reca spesso, perché poi nasce un'amicizia tra Lorenzo, il protagonista, e Gabriel, questo gestore di questo bar, quindi era perfettamente idonea per rappresentare il romanzo. 2 romanzi, molte pubblicazioni altre di poesia, altri 2 romanzi nel cassetto. Se tu dovessi dare un consiglio a qualcuno che ha questo romanzo dentro l'anima, che vuole scriverlo o ce l'ha nel cassetto, non per vederselo pubblicare, quindi un consiglio a questi scrittori più o meno in erba, cosa ti senti di dire? Il primo consiglio è sicuramente di rileggerlo un sacco di volte, di correggerlo, di lasciarlo decantare, ritornarci, di avere molta pazienza. Io ci ho lavorato 4 anni e mezzo qui, quindi ci vuole pazienza e perseveranza, far fare un buon editing prima di proporlo a una casa editrice, di modo che sia almeno limato da quelle piccole imprecisioni che uno scrittore, anche un bravo scrittore, fa fatica a notare, quindi un'altra figura che intervenga sul lavoro per limarlo, e poi rivolgersi, continuare a sognare, rivolgersi alle case editrici, anche a quelle grandi, perché insomma se il testo è ben scritto i sogni si possono anche avverare. I sogni si possono anche avverare. Io ringrazio per essere stato qui con noi, a Veneto 1 con noi, Marco Gottardi. Grazie a voi. E vi ricordo anche il Testamento, questo secondo romanzo di Marco Gottardi, in tutte le librerie, e naturalmente anche lo potete seguire attraverso i social con le presentazioni in tutta la provincia di Treviso. Grazie a tutti per l'attenzione e restate sintonizzati sui nostri canali. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.